Si stanno raccogliendo i cavalli partecipanti a questa quarta corsa, il premio Sipan, dotazione 4.400 euro, una corsa tipica nazionale riservata a cavalli italiani e europei di 4 anni non vincitori di Euro 4.000 in tutta la carriera. È una corsa sul doppio chilometro, quindi la partenza qua, la macchina aspetta i concorrenti davanti alle tribune e mentre i cavalli direi che sono già tutti ormai girati, rivolti verso la macchina, ci sarà ovviamente la partenza dell'autostart e andiamo a leggere comunque questi 9 concorrenti di questo quarto impegno pomeridiano. Con numero 1 abbiamo Giorgia Cash, una femmina interpretata da Alberto Garruto per Battista Congiu. Con numero 2 Golden Rose Bar, castrone di 4 anni da Loviu, Carmine Piscuoglio per Mario Natinchi. Con il numero 3 abbiamo Gladiatore Rishow, maschio di 4 anni, interpretato da Antonio Di Nardo per Cristina Fiore. Con il numero 4 Greg di Girifalco, François Conigliaro, allenato e anche il trainer dello stesso Conigliaro per questo castrone baio di 4 anni. Con il numero 5 Glicemia Phil, interpretata da Manuel Pistone per Giuseppe Pistone, ed è una femmina di 4 anni. Ganno degli Dei, maschio di Riccardo Pezzatini della società Pezzatini come anche training, e poi Glenda B Tommaso Gambino, la società Alessandrini come allenatore, come training, figlia di Vitruvio. Poi Gatto Pardo Baldo, ecco il numero 8 Maurizio Cheli per Franco Baldini, castrone da Robert B, e con il numero 9 Guapo MD Francesco Virzì al Sulsurchi anche come training per questo castrone, figlio di Perkins Griff. La macchina sta percorrendo la curva e sta accelerando per lasciare poi liberi i concorrenti per questo doppio chilometro che sta per iniziare. Ecco, la macchina ha staccato e vediamo davanti a tutto, c'è subito un errore del concorrente numero 5 di Glicemia Phil, davanti a tutti è numero Greg 1 Giorgia Cash di Girifalco, se squalificato, vedo bene. numero 5 Glicemia Phil Poi abbiamo in seconda squalificato. posizione invece la favorita Golden Rose Bar, che ora va subito a chiedere la prima posizione, chiedere di poter assumere quella che è la posizione che tutti si aspettano per quella che è la nettissima favorita, quindi si mette al primo posto quando passiamo davanti alle tribune la lieva di Carmine Piscuoglio, Golden Rose Bar, precedendo Greg di Girifalco che ha al suo fianco, alla sua destra, Gatto Pardo Baldo, mentre avanza anche Gladiatore Rishow che prova a mettersi in seconda corsia a destra a fianco del nuovo leader Golden Rose Bar. Siamo a un parziale di 15,5, ora vediamo 15,7, quindi la corsa che comunque non ha preso ancora velocità particolarmente importanti, però le posizioni si sono cristallizzate con il favorito Golden Rose Bar davanti, numero 9 Guapo Gladiatore MD Rishow alla sua destra, viene squalificato Guapo MD e poi tutti gli altri concorrenti ovviamente a seguire, con in seconda posizione dalla corda quello che era l'iniziale leader Greg di Girifalco. Si completa anche questa curva e si tornerà a passare davanti alla retta delle tribune con dietro a Gladiatore Rishow sempre in attesa Gatto Pardo Baldo, che attenderà ovviamente il momento migliore per dare la punta, visto che è un cavallo atteso esattamente come il cavallo attualmente davanti a tutti, Golden Rose Bar. Quinta posizione per il numero 7 Glenda B, e questi 5 vanno sulla penultima curva. La velocità è aumentata, siamo all'ultimo parziale a 29,9 e anche visivamente si vede che Carmine Piscuoglio sta dando il là al suo allievo, figlio di Loviu, ricordo, se ne sta andando Golden Rose Bar, o perlomeno sta provando ad allontanare, a sgranare il gruppo, lo segue Gladiatore Rishow quando stiamo per arrivare ai 400 metri finale. Il gruppo si è sgranato, segue in terza posizione Greg di Girifalco e gli altri fanno invece un po' fatica. In quarta posizione è scesa la corda Gatto Pardo Baldo, è sempre Golden Rose Bar che comanda quando siamo a metà dell'ultima piegata e stiamo per entrare nella retta d'arrivo. Golden Rose Bar solidissimo ancora in retta d'arrivo, ci proverà sicuramente Gladiatore Rishow con Antonio Di Nardo, ci prova, ma l'allungo è ancora molto tranquillo per Golden Rose Bar che va ad aggiudicarsi questa corsa, quindi vince Golden Rose Bar 1.15.5, 2.31 e 2 il rotolo intero. Al secondo posto abbiamo Gladiatore Rishow e al terzo posto andiamo a vedere di nuovo con la slow motion, quindi facile
successo di Golden Rose Bar era atteso, ma non ha fatto tremare nessuno dei suoi sostenitori, perché la sicurezza con cui è arrivato è bastato tenerlo ovviamente nell'andatura corretta e sollecitarlo quel minimo necessario. Quindi vince il numero 2, secondo il numero 3, al terzo posto vediamo arrivare un po' a distanza il numero 7 che su Glenda B, che supera il numero 4 Greg di Girifalco, poi il numero 8 di Gattopardo Baldo. Questo era quanto dovevamo dire. Ricordiamo pure Golden Rose Bar, Carmine Piscuoglia alle guide e Mario Natinchi al training della scuderia Regina Orsis, figlio di Love You e Noce de Tango Bar.